Andiamo in collegamento dove c'è il match analyst Massimo Carcarino. Ciao Max, come stai? Ciao ragazzi, buon pomeriggio, un saluto a tutti voi, grazie per l'invito. Grazie a te per essere oggi qui con noi. Chiaramente non hai bisogno di presentazioni, conosci benissimo il calcio di Roberto De Zerbi, avendoci lavorato per tanto tempo, conosci benissimo il calcio a 360 gradi. Infatti questa mattina quando ti abbiamo telefonato ti abbiamo chiesto apertamente di darci una mano nel capire il modo di giocare di Rudy Garcia. E allora, in base a quelli che sono stati anche i tuoi anni di studio, in cosa differisce, in cosa si assomiglia Rudy Garcia con Luciano Spalletti? Io penso che sia un po' diverso, se ricordo un po' bene il mister, perché poi, sai, quando vai in quei paesi lì, come Arabia Saudita, ti perdi dalla luce della ribalta. E le sue squadre, il marchio distintivo sicuramente è stata la grande solidità. Io ricordo bene la prima Roma che arriva seconda, era una squadra che ha grandissima identità, fatta da tanti buoni giocatori, ecco, una rosa abbastanza simile a quella del Napoli, diciamo come valori assoluti, i giocatori alcuni ancora inespressi, alcuni da rilanciare, alcuni da confermare, quindi ci sono delle similitudini, però le sue squadre sono un po' diverse dal mister. Il mister ha sempre, Spalletti, parlo del mister come Spalletti, ha sempre ricercato nelle sue squadre un'identità con la palla. Poi magari sì, un po' più verticali rispetto non so, faccio un nome che era uscito fuori, no? Che era Luis Enrique. Le sue squadre si sono sempre caratterizzate sulla solidità difensiva e dall'aggressività che variava in base, penso, anche un po' alla strategia. Ricordo bene la Roma, la prima Roma era una squadra molto aggressiva senza palla, perché tu poi nel calcio si può determinare tutto anche avendo poco la palla, non è per forza gestire la partita e farla attraverso il possesso. Personalmente sono convinto che attraverso il possesso sia un mezzo per determinarli di più, però poi ci sono le visioni. Questo è anche un po' per le caratteristiche, ricordo la Roma che aveva, non so, Totti, però aveva Gervinho, quindi era un po' diversa, aveva centrocampisti molto verticali, Nainggolan ad esempio, aveva Strootman che all'epoca aveva tanta gamba, quindi accompagnava un sacco l'azione, quindi è un po' diverso. Il Napoli Spalletti viene da un alternare il gioco avendo tanto la palla e cercare la profondità, perché con Osimhen, come ho sempre un po' riportato, avendoci anche giocato contro tante volte, le squadre lui te le cambia, no? Perché la palla te la chiede, quasi te la prende, te la sdratica dai piedi, e quindi un po' più verticale lo sei. Però ricordo anche il Lione del mister, no? Il Lione che butta fuori il City in Champions facendo una partita di transizione. È ovvio che con il City sei quasi costretto a farlo, però le sue squadre hanno sempre avuto un tratto distintivo che è la solidità e la verticalità. Poi non so se in questo anno, non lo so, ci ha messo qualcos'altro dentro di diverso, però comunque lui ha il pedigree sicuramente per lavorare in una squadra come il Napoli, questo è certo. Andiamo con ordine. Costruzione del gioco. Quali sono i principi base che animano il gioco di Rudy Garcia? Palla bassa, palla alta, sviluppo col centrocampista, col portiere, coi difensori, No, esterni. io col portiere non ho mai visto che ha abusato. Io uso un termine sul portiere perché anche questo è un argomento a livello generale che un po' è andato troppo oltre rispetto a quello che poi è la funzione. Quindi sul portiere non credo che lui ne faccia un abuso, ma quello poi dipende sempre dalla partita, dagli scenari delle partite che escono fuori. Io penso che lui alternerà un poco. Il Napoli di certo è una squadra abituata ad oggi. Se tu vai domani mattina al campo con tutta la rosa attuale e li metti a fare una partita, il Napoli è abituato a farla la partita. Questo è sicuro. Questo è sicuro. Comunque le caratteristiche un po' delle porte. Io ricordo la Roma aveva Pjanic, De Rossi, ed era una squadra però che sapeva palleggiare ma anche andare molto in verticale. Ricordo che Totti veniva tanto sotto al gioco alle gare per mandare poi i Florenzi che all'epoca aveva un po' più di gamba, Gervinho era quello lì determinante, quindi io me l'aspetto una scuola verticale, non parlerei di frazionare tanto il gioco basso, alto, più alto, io me l'aspetto una squadra
ecco, che faccia la partita, e mi aspetto anche che lui non cambia tutto inizialmente, eh. Questo me lo aspetto da persona intelligente quale penso che sia, non credo che lui cambi tutto velocemente, magari piano piano poi ci metterà del suo, però mi aspetto un Napoli protagonista che faccia sempre la partita, e magari me l'aspetto, ecco, un po' di più rispetto a Spalletti nel tempo, che la faccia meno con la palla e tante volte anche aspettare un po', perché poi se rimane Osimhen, come mi auguro per il Napoli e per il mister soprattutto, se rimane Osimhen ci sta anche nella strategia delle partite aspettare un po' più basso di partire, eh. Non è una vergogna. Massimo, un giocatore come Raspadori invece che collocazione tattica potrebbe ritrovare con Garcia? Io ti posso parlare di Giacomo avendolo praticamente vissuto Esatto. da bambino, proprio bambino, da un bambino capitano, perché lui è nato capitano, ma era un bambino, nel lontano 2018 quando iniziava ad allenarsi con noi. E lui un domani diventerà un numero 9. Ma lo è sempre Adesso stato, no Massimo? Lo possiamo dire che lo sì, è sì, sempre stato? Ah. lui è un attaccante. Lui è un attaccante che nel futuro può diventare un centravanti. Adesso deve fare un po' di partite per diventare centravanti, perché il centravanti che purtroppo abbiamo noi nella testa, e questo è un po' il pensiero italiano, è del centravanti che deve essere 1,90 m e deve essere forte di testa, ma lui è proprio un giocatore diverso, è un giocatore è un 9 un po' atipico. Adesso, in questa età qui, penso che lui abbia bisogno di giocare con un altro vicino. Poi un domani ci può diventare un attaccante perché lui ha tutto dell'attaccante centrale degli ultimi 16-18 metri, è rapido, calcia con tutti e due i piedi, ha una forza pazzesca che lui non lo sposti mai, è un ragazzo intelligente, anche sulla fase difensiva se gli dai un compito, lui è un generoso, non si risparmia mai. Non lo vedo, non l'ho mai visto un giocatore che può giocare sull'esterno perché non ha la gamba per fare tutti quei metri sopra e sotto. Quindi io me l'aspetto da centravanti o vicino un centravanti. Oggi, fra 2 o 3 anni, quando inizierà a fare le partite in maniera continuativa, come già ha fatto per un periodo quest'anno, me l'aspetto un numero 9. Massimo, restiamo su Galtier. A me chiaramente interessano questi temi tattici. Fase di transizione. Il Napoli perde palla sulla tre quarti offensiva. Cosa succede? Riattaccano subito, passo dietro, accorciano. Io penso che per abitudine il Napoli tenderà a provare a riaggredire in avanti, ma questo sia assodato, soltanto che poi noi anche su questo discorso della transizione diciamo attacco in avanti, ma bisogna riattaccare in avanti quelli più vicini alla palla, ma i distanti devono coprire la profondità, quindi il calcio non c'è una sola fase, cioè, tutte le fasi si devono incastrare, perché poi non è che puoi andare con 10 a fare la riaggressione, è chiaro che dove perdi palla dice la riaggressione, questa è la cosa importante. E poi dipende dalla zona di campo. È ovvio che se tu fai un calcio molto verticale, le distanze sono più larghe e quindi nella transizione i giocatori devono fare corse diverse. Se tu fai un calcio più corto, la reazione alla palla persa ti viene in automatica farla con distanze più corte, quindi le distanze si riducono e le corse sono minori. Il Napoli quest'anno, ecco, dal mio punto di vista, il Napoli che ha vinto lo scudetto, ad esempio, ha preso dei gol col Milan sia in Champions sia in quella famosa partita in campionato dove perde 4-0 su delle transizioni, però dopo aver utilizzato tanti passaggi, un po' di passaggi lunghi, e quindi quando vai a fare l'aggressione e il campo è aperto e poi se non riesci a recuperare la palla si strappa. A questo livello qua trovi giocatori di grande gamba e tecnica e ti portano nella tua area. Infatti Brahim Diaz ci ha dato un po' di dispiaceri sotto questo aspetto qua. Quindi io mi aspetto tutto, non vado più a disunire le fasi, le devo unire le fasi. I più vicini aggrediscono, i più lontani coprono un po'. Altro aspetto fondamentale, abbiamo letto un po' ovunque che il gioco di Rudy Garcia esalta gli esterni, più che altro la batteria di trequartisti. Cosa ha permesso
a Rudy Garcia di ottenere un rendimento così importante, così costante dai trequartisti e dalle ali? Io penso anche un po' alle caratteristiche dei giocatori che aveva, ti ripeto, Ha della avuto, ha avuto Roma. semplicemente dei campioni, da Salah ad Hazard. No, no, questo è certo, però partiamo sempre da un presupposto che nel calcio, il calcio è dei calciatori e non è degli allenatori. Questa è una cosa che bisogna sempre sottolinearlo, altrimenti qua si cade nella retorica. Il calcio è dei giocatori, poi gli allenatori devono dare organizzazione, metodo e idee a seconda delle loro visioni. Quello è certo, per quanto riguarda l'aspetto tattico. E gli esterni perché? Perché comunque essendo un allenatore che accetta anche di fare la partita un po' più in basso e gli esterni poi è automatico, ad esempio noi nel gergo tecnico si chiama lato debole, no? È normale che se mi attaccano a sinistra, poi se io recupero palla il lontano di là diventa il lato debole degli avversari e se ho Gervinho, e io qualche partita con Gervinho l'ho fatta contro e ti dico che non ti fa dormire la notte, quindi se ho Gervinho, se ho Salah e i giocatori di gamba che aveva il Lione soprattutto, perché il Lione è una squadra che era molto forte, quella lì che arriva in semifinale di Champions, e quindi gli esterni un po' si esaltano. Però il Napoli ha degli esterni anche particolari, perché Kvara è un esterno diverso rispetto a Gervinho, non è, non è Gervinho Kvaratskhelia, L'unico Chiaro. giocatore un po' di gamba che ha sull'esterno è Lozano. Esatto. Lo stesso Politano è un giocatore un po' diverso, un giocatore un po' diverso, un po' più di qualità, gli piace la linea, rientrare, sterzare, è un giocatore un po' diverso, quindi molto importante. Non lo so che tipo di mezzala, se ci sarà ancora Zielinski, come mi auguro, è stato un grandissimo estimatore di Zielinski. C'è anche da vedere quello, perché se non c'è perché Zielinski quest'anno paradossalmente, ecco, l'anno che ha fatto col Mister è l'anno che l'abbiamo visto strappare di meno. Secondo me la presenza di Kvaratskhelia, che è un giocatore che ama molto avere la palla addosso, l'ha un po' tra virgolette limitato. Infatti all'occhio della critica ho letto che ha fatto meno bene, ma io credo che sia diventato un giocatore anche un po' diverso, per quelle caratteristiche di Kvaratskhelia. Napoli utilizzava molto quella zona di sinistra con Mario Rui che si alzava, Kvara che veniva dentro, e quindi Zielinski ha fatto più centrocampisti. Quindi bisogna vedere anche un po' la mezzala. Sicuramente Kvaratskhelia ha un lavoro che bisogna fare con Kvara non insegnargli, abituarlo a non avere sempre la palla sui piedi, perché l'esterno moderno ha bisogno anche di attaccare un po' la linea. Questo è molto importante. Così come Osimhen ha imparato a venire un po' sotto a giocare, a tenere palla, a giocare 1-2, a migliorare tecnicamente, perché conosco lo staff di Mister Spalletti, so che ci hanno fatto un grande lavoro proprio con lui individuale. Mi aspetto che con Kvaratskhelia si inizia, avendo anche un'età ancora molto tenera, per migliorarlo, per farlo diventare un giocatore completo. Altrimenti andiamo sempre solo sulle caratteristiche, invece i giocatori devono diventare completi. E il Napoli penso che abbia tanti ragazzi che hanno ancora fame, hanno l'età giusta per metterci alto. Ultima considerazione, a questo punto siamo tranquilli. Garcia a Napoli gioca col 4-3-3, Lobotka è salvo. Guarda, sui numeri io non ti credo piace? non credo ai numeri, io credo a un tipo di calcio che si è tanto evoluto dai numeri. E i numeri sono solo un fattore statico, E allora facciamo così, quanto campo dovrà coprire Lobotka? ma io credo che potrebbe coprirne qualcuno in più, ma Lobotka è diventato molto bravo anche in fase di interdizione. Io ricordo, ne parlavo anche con un amico. Io ricordo Pirlo, ricordate Pirlo, no? Sì, Penso che, come no? penso che c'è poco da dire. E Pirlo quando è andato con Antonio Conte è diventato fortissimo nell'interdizione, che poi non vuol dire devi coprire 70 metri di campo, perché Pirlo non te li coprirà mai, Lobotka non li copre mai, Pjanic non li copre mai, perché nelle caratteristiche fisiche non ce l'hanno, però avevano imparato a leggere il gioco. E quindi Pirlo era diventato anche un interdittore molto forte, la Juve di Conte, nel ciclo di Conte. Ma Lobotka pure ha fatto benissimo. Io penso che Lobotka sia forse uno dei primi tre centrocampisti per passaggi intercettati, quindi sì che la fase difensiva la sa fare, perché noi per fase difensiva tendiamo sempre a ragionare sui numeri. Il calcio non è una questione di numeri per quanto mi riguarda, è una questione di spazi. Quindi c'è uno spazio e lo spazio lo devi riempire. Poi è normale che ci siano dei giocatori con una gamba diversa, giocatori con qualità di palleggio diverse, però è così,
perché noi dobbiamo uscire dai canoni dei numeri, dobbiamo iniziare a parlare di valori di gioco. I giocatori devono saper fare tante cose. Poi è normale che in una torta, se la dividiamo, Lobotka sarà sempre un grande passatore, non sarà mai un interdittore puro, ma nel calcio attuale, quello lì che adesso chiamano, quelli là bravi, chiamano contemporaneo, bisogna saper fare un po' tutto, perché se prendo Camavinga, che gioca adesso al Real Madrid, ma quando stava a Rennes lo conoscevano in pochi, e Camavinga sa fare tutto, sa fare il regista, perché sa giocare a calcio, sa interdire, sa andare a calciare, sa accompagnare. Io ricordo il gol di Lobotka a Verona la prima giornata, lui va in percussione e va a tirare in porto, quindi anche quello magari non sono le sue caratteristiche che lo contraddistinguono, però bisogna anche uscire un po' fuori da questi ragionamenti 4-3-3. Il calcio è un fattore di numero, perché se io ad esempio domani vado a fare l'allenatore e ho 3 difensori centrali bravi, io li faccio giocare i 3 centrali bravi se mi danno più garanzie. Adesso gioco a 3 o gioco a 4, cambia poco, perché il Napoli quest'anno giocava 4-3-3, adesso parlano tutti di questi numeri, ma io di Lorenzo in costruzione di gioco l'ho mai visto fare il terzino, quindi non è un discorso di numeri, è un discorso di spazi e come li crei. Un allenatore è un creatore di contesti assoluto, quindi in base a come li crei gli spazi loro poi devono imparare a giocare, perché nel calcio se tu prepari solo per l'avversario, poi magari puoi essere impreparato dentro le partite, perché l'avversario viene da contromisura diversa. Ad esempio, finale di Champions, l'Inter secondo me ha fatto un'ottima partita, ha preparato però una tipologia di partita diversa in base a seconda come aveva fatto il City nelle ultime settimane, ma il City ha fatto un altro tipo di partita e poi gli è uscita bene lo stesso all'Inter. Quindi fondamentalmente quando parliamo di numeri parliamo sempre di cose che poi vanno verificate sul campo, quindi il giocatore più conoscenze ha sicuramente più ci mette. Massimo, un'ultima considerazione. Intanto ti dico che il pubblico femminile della nostra trasmissione ha gradito la tua presenza, giusto come nota di colore. E poi se vuoi lasciare il tuo Instagram, insomma, sono felicemente sposato. Vediamo di non fare guai, cortesemente a Massimo. Ma guarda questi messaggi. Ho capito, però non mettiamo Massimo in Va bene. Ultima domanda, Max. Ma Vai. De Zerbi torna in Italia? Prima o poi? Allora, io sono rimasto a Roberta 1 anno e mezzo fa che ci siamo lasciati, quindi no, 2 anni fa, scusami, 2 anni fa, 2 estati fa, quindi non lo so che adesso che pensiero abbia. Se lo conosco un poco, lui sicuramente un giorno pensa di tornare, però Roberto è una persona che deve determinare dove va, e non è, magari sto dicendo una cosa forte, lui deve essere protagonista al 100%, perché con lui partire dal magazziniere passando per la direzione amministrativa, poi sportiva, poi i suoi collaboratori e tutti quanti devono abbracciare una sua idea, e quindi lui va dove si diverte, va dove può determinare, e lui è fatto così e penso che ognuno di noi poi sceglie come fare, come può essere in base alle esperienze. Sicuramente la Premier League l'avrà arricchito un sacco, perché quello è un altro tipo di calcio. Ecco, lui stesso l'ha ammesso che si è adattato un po' al modus operandi della Premier. Immagino il day off in settimana e Roberto potrebbe impazzire. Se lo immagino 2 o 3 anni fa, secondo me impazziva, però questo è stato uno step di crescita. Però se dai una squadra a Robby, devi accettare tante cose, e il fatto che lui sia comunque uno che è un martello nel senso positivo, uno che tutti i giorni si lavora a 2000, collaboratori, lui, squadra, quindi lui deve determinare. Quindi io dico la verità, io sono napoletano, della periferia, quindi sono un terrone, quindi amo la mia città, il mio paese, che ho lavorato solo qui finora, però il calcio adesso si è internazionalizzato, quindi andare fuori ti arricchisce un sacco, perché è proprio la visione che ti cambia, anche come io ancora devo fare l'esperienza all'estero e mi piacerebbe farla anche per questo motivo, per un discorso di lingue, per un discorso di cultura generale, di modo di vivere diverso, perché
Tu prendi le squadre inglesi, Klopp va alla partita tante volte, le partite interne va a giocare, prende la metro da casa e va al campo. Il Barcellona in Spagna, quando va fuori casa, parte la mattina, non fa il ritiro e raggiungo direttamente in giornata lo stadio da giocare. Quindi, però a noi è molto diverso, noi ci piacciono i ritiri, ci piacciono le storielle fuori campo, il calcio non finisce mai. Invece penso che l'estero ti arricchisce. A lui l'avrà arricchito, però un domani che tornerà sicuramente su questo lui non abbasserà mai, conoscendolo bene, che comunque lui deve determinare tante cose. Dal mercato e ha un'idea di gioco dove la devi abbracciare al mille per mille perché quello è un puzzle che, come quando giochi con i bambini e fai le costruzioni, un puzzle o una costruzione classica, se un pezzo non lo metti per bene cade tutto. Bene così, è stato un piacere Massimo poter parlare con te quest'oggi, a presto risentirci, va bene? Grazie a voi ragazzi, E quando grazie. volete. Ciao Massimo, in Grazie, bocca al buon lupo. lavoro. Ciao, ciao, tranquillo. Grazie al match analyst Massimo Carcarino. Speriamo di aver adesso sì descritto con contezza, con dovizia di particolari, quello che aspetta il Napoli dal punto di vista tattico sotto la gestione di Rudy Garcia.